renderla, come dire, molto più abile nei raggiri e in tutte quelle abilità di spionaggio alla tipo Assassin's Creed. Intanto con questa ragazzona vediamo di procedere nel bel mezzo della zona, vediamo di effettuare magari un bel assassinio. No, mi sa che la nostra druida non è molto abile ad assassinare. Un po' di disordine, danneggiamo l'autorità, riduce l'autorità del generale dell'esercito prescelto. Sì, potrebbe darsi. Andiamo col suo grande cavallone, vediamo quello che possiamo fare. Fallimento tempestivo, ovviamente le prime armi la nostra ragazzona non è molto abile. Prendiamo il nostro... Oh mamma mia, attenzione che qui abbiamo un vero e proprio esercito dei vivisci proprio pronto e diretto per la conquista della cittadina di Nemnos. Quindi, mamma mia, qui mi sa che dobbiamo sbrigarci ragazzi. Intanto vediamo di eliminare questo dannato ninja, vediamo di utilizzare una bella spada nascosta alla tipo Assassin's Creed, una bella lama celata per eliminarlo. Vediamo se ci riusciamo. Assassinato col 46%, benissimo. E ovviamente un bersaglio che dobbiamo eliminare. Però adesso devo pensare ovviamente cosa fare di questa regione. Intanto potenziamo ovviamente la Sacra Recinzione in qualcosa che ci dia proprio un ordine pubblico oltre i 4 punti. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Diamo un'occhiata. Eccolo qua, il bosco di Rosmerta potrebbe essere molto interessante. Benissimo. Allora, adesso ragazzi dobbiamo pensare se attaccare o no. Allora, facciamo un breve calcolo. Ogni unità ha circa 120 unità. Abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ci saranno qui circa 2500 uomini. Quindi sicuramente noi con ben queste unità non lo so se riusciremo a ottenere questa cittadina. Quindi vediamo di stare attenti. Andiamo un attimo nella sezione diplomazia. Avevo visto una nuova opzione che era disponibile ai vivisci. Vediamo se si può fare. Aggiungiamo un'offerta. Allora, transito militare, guerra, rompiaccordo commerciale. Mi sembra che ovviamente ancora adesso non si può fare. Ovviamente dobbiamo adesso decidere che cosa fare. Allora, intanto proviamo ad attaccare la città e vediamo quello che succede. Ok, come ben sapevo, addirittura più delle 2500 che avevo conteggiato. Non riusciremo a ottenere il controllo diretto di questa provincia. Ci sono 3 eserciti ragazzi e qui sicuramente non arriveremo vivi. Allora, per adesso vediamo un po' di circondare la nostra nuova cittadina che tenteremo di conquistare. Ovviamente attenderemo l'arrivo della Torque d'Oro, l'esercito che ci ha aiutato nel sud. Quindi vediamo un po' di attendere. Con questo esercitino possiamo spostarci. Vediamo un po' se possiamo fare qualche cosa di interessante. Meno 8 ancora, vediamo se possiamo migliorare l'altare di Andraste. Che cosa andremo a migliorare? Ordine pubblico, 10% al bonus di carica delle unità e anche nuove possibilità di arruolamento. Benissimo, vediamo di concepire questa nuova costruzione e con questo esercito teniamoci ancora in città per aumentare l'ordine pubblico. Benissimo, questo esercito come sta andando qui? Sta per essere completato, intanto la nostra ragazzona è pronta per il combattimento, il nostro grande spione anche qui pronto. Vediamo invece qui cosa possiamo combinare, ancora nulla, qui l'ordine pubblico sta per essere ristabilito. Allora, vediamo di creare anche qualche altra cosa che ci aiuti anche nell'economia, visto che per adesso sta per cedere. Allora, vediamo un po' qualcosa di interessante, come per esempio qualcosa che ci aiuti anche... Eccolo qui. Il bosco di Cernuros ci aiuterà nell'ordine pubblico, ma ci consentirà anche di avere anche ottimi risultati per quanto riguarda le attività agricole. Ovviamente la fattoria è un edificio agricolo, quindi avremo anche ottimi risultati. Eccolo qui. Perfetto. Allora, per quanto riguarda invece questa piccola... Nel nord, vediamo quello che succede, ragazzi, nel nord. Allora, mi sa che abbiamo ultimato il nostro centro cittadino. Con il centro cittadino dobbiamo adesso lanciarci nella ricchezza. Quindi vediamo un po'. Attività culturali, ordine pubblico, morale dopo il reclutamento. Ci serve qualcosa che ci faccia guadagnare tanto. 15% della ricchezza dagli edifici per l'agricoltura e il bestiame. Abbiamo davvero molta roba di questo genere, quindi possiamo lanciarci in quest'ambito. 15%, benissimo. Allora ragazzi, vediamo adesso di passare immediatamente il turno. Ok, ovviamente ragazzi questi turni un po' di intermezzo sono molto importanti perché come vi ho detto definiranno l'aspetto della nostra nuova campagna di conquista. Allora, mi sa che questa battaglia ragazzi la perderemo. Abbiamo ben 2156 unità contro quasi il doppio, quindi per adesso vediamo di ritirarci indietro e speriamo che appunto gli avversari si lancino verso di noi. Attenzione, dobbiamo pregare che i nostri vivisci non conquistino l'accampamento nemico. Attenzione, forza maledetti, rimanete dove siete, perché ovviamente sono degli alleati, però a doppio taglio, perché vogliono fregarci anche loro le nostre terre, quindi attenzione. I Massilia, alleanza difensiva, tra gli amici un dono in oro significa profondo affetto, ti rispetto amico mio. Però l'alleanza difensiva non credo che possa essere utile, perché io con voi non voglio essere proprio alleato, voglio conquistarvi amici miei, quindi mi dispiace ma la vostra alleanza non va bene. Ok, intanto
intanto vediamo cosa continua. I Vivisci, attenzione ai Vivisci, che qua questi ci conquistano. Attenzione, attenzione. Ecco, attenzione. Ribellione imminente. In questa provincia il livello di ordine pubblico è troppo basso, il tuo popolo è infelice e se non si prendono provvedimenti, come dire, scoppierà una bella ribellione proprio da questa parte. Mi sa, ragazzi, che in questa zona ci lanceremo in un bel attacco proprio contro gli schiavi, perché potete vedere che tengo proprio all'interno della città il nostro migliore esercito, l'esercito che ha una tradizione militare che dura da secoli e ha distrutto l'intera regione appunto del nord della Francia, quindi sicuramente dovremmo destreggiarci contro questi dannati schiavi. Anzi, io per ancora incoraggiare gli schiavi a ribellarsi esco addirittura dalle mura, gli faccio credere che appunto la città è facilmente conquistabile e vedremo adesso di distruggerli per benino per farli stare un pochino zitti. Ok, intanto qui come sta andando? Vediamo un po', possiamo costruire qualcosa, ancora ordine pubblico sotto la norma. Qui ragazzi dobbiamo gestire meglio il nostro esercito, sta per essere ultimato, reclutiamo ancora qualche altra unità di spada, benissimo. Adesso qui vediamo cosa possiamo combinare. Abbiamo probabilmente nelle vicinanze i nostri nuovi alleati, vediamo se ci possiamo lanciare alla conquista. Ok, eccoci qua, abbiamo circa, vediamo un po', facciamo due conti, circa 6.600 unità. E ovviamente gli avversari non riusciranno a ottenere la vittoria. Però questa sarà, ragazzi, sicuramente una battaglia da combattere, anche se ovviamente abbiamo un esercito che è inferiore di numero, ovviamente il nostro. Però questa battaglia la voglio combattere proprio direttamente contro il popolo appunto degli Arverni nel 189 a.C., perché prima che arrivino appunto i nostri alleati ce ne vorrà di tempo. Quindi vediamo quello che può accadere. Allora, vediamo, speriamo che arrivino ragazzi, perché come dire, nella nostra parte gli alleati non li vedo, abbiamo solo 496 uomini dalla nostra parte, quindi cerchiamo di essere concreti, speriamo che non ci lasciano, come dire, così in disordine, cerchiamo di conquistare definitivamente gli Arverni. Ok, eccoci direttamente nel nostro campo di battaglia, mi sa che possiamo iniziare finalmente il nostro grande schieramento, sono arrivati appunto i nostri uomini pronti a combattere, vediamo quello che possiamo combinare. Allora, analizziamo intanto il territorio nemico. Allora, vediamo un po', questo è tutto l'ambito in cui ci destreggeremo per il combattimento, ci sono le solite pagode, non hanno mura, quindi è una classica cittadina da conquistare molto facilmente, solo se i nostri alleati si sbrigano ad arrivare. Allora, arriveranno probabilmente dal frontone nord, dal frontone sud, quindi possiamo stare tranquilli per quanto riguarda loro stessi, però dobbiamo essere i primi ad accaparrarci l'accampamento, ragazzi, perché non voglio perdere questa provincia. Ok, allora, vediamo un po', prima linea, pronti ragazzi, eccoli qua i nostri cari frombolieri, questi ovviamente sono delle unità molto fresche, non sono esperte come i vincitori di Obrauco, però se la cavano anche abbastanza bene. Carne da macello, seconda linea, eccoli qua, pronti ad assistere al nostro grande massacro, ovviamente sempre a petto nudo. Eccoli qui, le nostre nuove unità di spada, la nostra colonna portante dell'esercito, eccola qui, vediamo di metterla in maniera concreta da questa parte. Altre unità di lancia, benissimo, proprio da questa parte, vediamo di concretizzare il nostro esercito nell'ultima linea. Bene, anzi io direi di prendere due unità di soldati e metterli sulla destra e altre due unità di soldati e metterli sulla sinistra per eventuali cariche di cavalleria. Purtroppo non abbiamo cavalleria in questo esercito, me ne sono dimenticato. Aggiungiamo anche il nostro generale da questa parte, raggruppiamo il tutto sotto un unico gruppo e lanciamoci nella nostra battaglia, che inizi. Benissimo. Ok, il nostro esercito è occultato, come potete ben vedere, sicuramente i nemici si ritrovano al di sopra della montagna e non ci notano. Allora, procediamo in avanti, andiamo ragazzi a tutta manetta, vediamo di procedere. E probabilmente qui cavalleria non ne ritroviamo perché ho eliminato quella sorta di zona per il reclutamento di cavalli. Attenzione che da quella parte ritroviamo un esercito nemico, attenzione, no, prima di entrare in città dobbiamo eliminarlo. Attenzione, mettiamoci pronti ad accoglierlo, dobbiamo eliminare prima i rinforzi. Attenzione che sono abbastanza messi male, uomini liberi di leva, questi scappano davvero come mosche, quindi vediamo un po' di arrivare da questa parte, scavalchiamo la montagna proprio in questa direzione, benissimo, concentriamo il nostro fuoco al centro. Come va qui ragazzi, i nostri vivisci alleati storici, eccoli che arrivano sui loro cavalli, sui loro destrieri, cavalleria leggera, hanno anche fedeli al giuramento, altri uomini per il combattimento corpo a corpo, qui c'è un altro esercito che possiamo tenere sott'occhio. Che battaglie, eh? Allora, vediamo di procedere, ecco che arrivano proprio al di sopra della montagna, hanno un vantaggio territoriale, qui addirittura un bel gabbiano che ci spara i suoi bisognini sulla testa, ok? Allora, mettiamoci bene ragazzi, forza, un po' di corsa, andiamo, eccoli qui, perfetto. Allora, vediamo un po', qui hanno anche fedeli al giuramento, questi sono duri da buttare giù, hanno anche altri nobili eroici, quindi stanno cercando di raggiungere la terra principale. Vediamo di salirgli addosso ragazzi, lanciamoci nel combattimento, avanti, vediamo di eliminarli, forza ragazzi, mettetevi a correre, avanti, ecco i nostri grandi frombolieri che arrivano, avanti che siamo quasi in portata, vediamo di eliminare il generale, è quasi in portata, vediamo un po', avanziamo, ok, siamo quasi pronti per il combattimento.
combattimento, mi sa che già possiamo iniziare a far fuoco. Benissimo, anche con questa unità. Bene, 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 bene. Uomini liberi di leva pronti a farli scappare. Grandi, abbiamo anche delle altre unità che sono un pochino più indietro, però cercheremo di eliminarli. Ecco che inizia immediatamente il contatto a fuoco, alzano gli scudi, ma probabilmente non abbiamo fatto un granché, abbiamo eliminato solo 10 uomini. Vediamo di continuare, ragazzi miei. Avanti, avanti, cerchiamo di eliminarli. Forza, 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 forza. I fedeli al giuramento sono i più tosti e parte, come dire, una pioggia di pietre proprio nei riguardi degli avversari. Attenzione anche qui le nostre nuove unità di lancia che stanno cercando di andare in avanti. Benissimo, cerchiamo adesso di correre, ragazzi, cerchiamo di intercettarli immediatamente. Arrivano anche le nostre spade, le nostre lance pronti a farli fuori. Eccoli, avanti, avanti, cerchiamo di continuare in avanti. Benissimo, abbiamo anche altre unità di frombolieri che stanno continuando a far fuoco. Benissimo, proprio i fedeli al giuramento devono essere fatti fuori. Grandi, continuiamo da questa parte, le nostre spade si stanno muovendo. Benissimo, ok, intercettiamo immediatamente l'esercito di supporto. Vediamo di attivare la nostra modalità cinematografica. Andiamo, ragazzi, questi sono ovviamente gli spadaccini, i mirmidoni di Achille. Andiamo avanti, le nostre grandi formiche. Forza, inizia il combattimento. Grandi, gettiamoci nella mischia. Ok, intanto con queste unità vediamo di effettuare un bel giro. Attenzione, eccoci che arriviamo. Avanti, benissimo, gettiamoci nella mischia. Grandi. Ok, da questa parte vediamo di attaccare anche altri fedeli al giuramento. Benissimo, e circondiamoli anche. Il nostro generale dov'è? è sotto attacco. Eccolo il nostro generale. Attiviamo la nostra modalità frenesia. Avanti, ragazzi, muoviamoci da questa parte, attacchiamoli anche nelle retrovie. Benissimo, abbiamo delle unità che stanno per cedere. I fedeli al giuramento sono molto duri, vediamo di buttarli al tappeto. Attiviamo anche la nostra abilità frenesia. Benissimo, qui come va il fuoco di supporto? Grandi, però attenzione, basta con queste pietrate, altrimenti rompete le scatole ai nostri uomini. Quindi mettiamoci adesso in assetto offensivo dall'altra parte. Benissimo, li stiamo per eliminare. Un'altra ottica d'attacco. Vediamo di gettarci nuovamente con la nostra modalità come dire, cinematografica. Vediamo quello che succede. Avanti i nostri mirmidoni, fateli fuori, ragazzi, che tentano appunto di fuggire. Avanti, 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 raggruppiamo il tutto. Avanti, eliminiamoli. Primo esercito eliminato, ne rimangono 2, ragazzi. Procediamo. Intanto stiamo facendo tutto noi, oh, arriva la cavalleria, arriva la cavalleria dietro la collina. Posizioni di lancio, ragazzi. Vediamo di metterci intanto da questa parte con questi altri uomini. Benissimo, procediamo dritto. Bene, bene, bene. Queste truppe devono certamente sparire per non tornare in battaglia, quindi chiudiamoci, ragazzi, a tenaglia per eliminarli. Benissimo, intanto prendiamo una buona parte dell'esercito. Vediamo un po', circa 4 bandierine, e mettiamole nuovamente sul fronte. Pronti al fuoco, avanti. Vediamo se riusciamo a buttare a terra questi dannati destrieri. Benissimo, vediamo di eliminarli. Si stanno dirigendo proprio verso i nostri alleati. Vediamo adesso quello che succede. Ormai le truppe nemiche sono in fuga, quindi possiamo dirigerci verso la nuova cittadina. Benissimo, procediamo. Ragazzi, questi cavalieri in nostro favore. benissimo, questi cavalieri ve li dovete gestire voi, io ve li lascio da questa parte. Qualche pietrata, vediamo se possiamo tirargliela nel di dietro appunto del cavallo. Ok, ma purtroppo si sono ormai fermati, quindi sicuramente non riusciremo a farli fuori. Intanto vediamo se possiamo procedere proprio nel bel mezzo della nostra battaglia. Ok, andiamo, ci sono... Wow, qua hanno davvero tantissime unità. La battaglia sembrava vinta, però ancora qui siamo proprio nel bel mezzo dell'azione. Ok, vediamo di chiudere i nostri avversari. Ok, vediamo di procedere da questa parte. Ok, allora intanto le nostre unità di combattimento, i nostri cari frombolieri da questa parte. In questa zona mandiamo esclusivamente 2 unità di spada. Il nemico sta attaccando i nostri alleati. No, vi aiuteremo noi adesso. Scendiamo dalla collina, ragazzi. Ok, anche voi qua sotto, vediamo di scendere. Perfetto, queste unità devono proprio ritrovarsi sul fronte per aiutare i nostri alleati. Perfetto, anche voi da questa parte. Qui mandiamo solo le nostre 2 unità di spada per eliminare i fedeli al giuramento. Ok, pronti al combattimento, modalità cinematografica. Andiamo, i nostri mirmidoni. Carica, ragazzi, vela nera e Achille. Andiamo, eccolo. Peccato che, anzi, questa battuta ci stava se avessimo preso i greci. Ecco nel combattimento. Mamma mia, guardate un po' che figo. Attenzione. Vediamo di alzarci un attimino. Benissimo, li stiamo eliminando. I nostri uomini vacillano. No, non vacillate, ragazzi. Intanto qua sta iniziando il combattimento con i nostri alleati. Li attaccheremo di dietro, li chiuderemo a tenaglia. Avanti, ragazzi, scendete a tutta forza. C'è la discesa che vi aiuta. Ok. Oh, hanno distrutto i nostri uomini. Maledizione. E proprio sono duri questi fedeli al giuramento. Lanciamoci per distruggerli. Benissimo. Attenzione che le nostre unità stanno cedendo. I fedeli al giuramento sono molto più complicati da battere dalle nostre unità. Quindi scendiamo verso sotto. Le nostre unità di frombolieri proprio nelle retrovie. Attenzione che adesso si stanno per incontrare davvero molte unità. Quindi, ragazzi, attenzione al nostro scenario. Ok, scendiamo da questa parte. I fedeli al giuramento ormai non resisteranno più. Gettiamoci adesso proprio nel bel mezzo della mischia. Avanti che riusciamo ad eliminarli. Molto duri questi maledetti, vediamo un po'.
I nostri uomini Ancora, vacillano. abbiamo circa 3 unità di combattimento e ancora vacillano i nostri uomini. Attiviamo la nostra modalità frenesia. Ok, scendiamo ragazzi. Andiamo, pronti al fuoco ragazzi. Modalità combattimento, avanti. Guardate un po' come arrivano direttamente dall'altra parte le pietre. Frombolieri celti sono molto scossi. Unità mandiamola nella città, questa città è nostra, non toccatela. Mandiamo proprio all'interno delle unità per la conquista del territorio. Perfetto, scendiamo verso il basso. Grandi miei uomini, qui come stanno andando i fedeli al giuramento? Ancora tengono a 62 uomini contro circa 200 e ancora continuano, sono proprio dei veri e propri combattenti. Il generale nemico è morto. Ah, finalmente siamo riusciti a infilargli una bella spadata nel collo e siamo riusciti finalmente ad eliminare anche gli avversari. Ottimo combattimento, vediamo un po' nella nostra modalità cinematica quello che accade, vediamo di continuare. Ah, grande vittoria, perfetto, siamo riusciti a ottenere una grande vittoria decisiva, questa volta ci hanno aiutato anche i nostri alleati, se avessi combattuto da solo non sarei riuscito a vincere, abbiamo perso però sempre 1000 uomini, sono stati sempre duri i nostri nemici. Comunque speriamo di aver ottenuto il controllo di questa terra, abbiamo eliminato circa 3000 uomini e sicuramente adesso dobbiamo conquistare questa terra. Vediamo quello che succede. Aia, una bella spadata dentro l'occhio, come al solito. Ok, vediamo un po', vittoria decisiva e finalmente siamo riusciti a ottenere l'accampamento, saccheggiandolo con sotterremo, 800 pessime monetine e ovviamente radendo al suolo l'accampamento appunto convertiremo gli schiavi contro di noi. Già ce l'hanno con noi, quindi se radiamo al suolo l'accampamento gli schiavi vengono alle nostre porte con dei forconi e delle torce e appunto ci impiccano. Quindi vediamo un po' se possiamo occuparlo tranquillamente. Un'altra tradizione militare per il nostro volere di Andraste e finalmente gli Arverni cadono ai piedi del nostro grande esercito e non sono riusciti a tenere ovviamente a ottenere il merito della nostra grande potenza. Intanto ragazzi bisogna essere come dire lieti e anche colmi di onore e coraggiosi con i nostri alleati, visto che ci hanno aiutato nella guerra, alleato militare, hanno combattuto accanto a noi proprio in ogni guerra, quindi sicuramente sono degli alleati storici, non li pugnaleremo mai alle spalle, anzi io vi offro un bel pagamento così bevete voi nel vostro circolo di capi, un bel pagamento di 2000, 1700, no, 1700 monetine, un bel omaggio, proprio riceveranno questo pagamento una volta che sarà accettata la proposta. Perfetto, questo accordo è come un banchetto per uno stomaco vuoto, riempiti il tuo stomaco, ubriacati amico mio e grazie per aver partecipato alla guerra. Sicuramente grazie a noi che abbiamo partecipato e vi abbiamo soffiato l'occasione, però ovviamente è stata anche merito nostro perché abbiamo sacrificato molte delle nostre unità. Allora, per quanto riguarda la nostra tradizione militare, vediamo un po', qua c'è da leggere parecchio, vediamo un po' cosa succede. Abilità offensiva, cavalleria, vediamo un po' entrate derivanti dai saccheggi degli insediamenti. Mettiamo un'occhiata, abilità offensiva corpo a corpo, ecco, fanteria indomabile, 4% dell'abilità difensiva e offensiva delle nostre fanterie, benissimo. Ok, per quanto riguarda il generale sta andando alla grande, il nostro grande spione altrettanto, adesso vediamo di continuare per quanto riguarda ovviamente la nostra campagna di conquista. Ok, affrontiamo il prossimo turno e vediamo quello che come appunto volevasi dimostrare una bella rivolta, i cittadini hanno preso torce, forconi, fucili appunto se ce li hanno, a Cenabum è scoppiata una rivoluzione, l'estrema infelicità in cui versa questa provincia ha spinto la popolazione a ribellarsi. Ovviamente una fazione si unisce alla guerra, i Vivisci, questa fazione si è unita alla guerra, potrebbe essere in cerca di guadagni facili a spese di altri o potrebbe appoggiare degli alleati, quindi i Vivisci combattono contro i Getuli. Questo non ci interessa, sono notizie di carattere estero che ovviamente non ci... No, la nostra vergine di guerra, Kakuli, la nostra grande allenatrice di uomini, possiamo chiamarla appunto Filottete, l'allenatore di Hercules, chiamiamolo, che ha addestrato i nostri uomini, ha insegnato ai nostri grandi ragazzi come si naviga, come si impugna una spada, come si difende appunto un'armatura e adesso giace appunto nel sottosuolo appunto della nostra e anche il nostro esploratore Cassilla Velluono e muoiono tutti nella nostra grande, cioè non muoiono per le guerre, muoiono per cause naturali purtroppo. Intanto una missione assegnata, recluta una spia, pratiche clandestine, più 5% alle probabilità di successo, va bene. Comunque dobbiamo assistere ai nostri grandi funerali, intanto la nostra come dire, ai funerali delle nostre spie, adesso vedremo di farlo. Intanto una popolazione motivata nella provincia, vediamo dove si ritrova, proprio da questa parte, stiamo crescendo proprio alla grande, vediamo se possiamo spostare l'esercito, ancora -7, quindi vediamo di rimanere ancora qualche turno finché non verrà ultimato il nostro grande corvo, l'altare di Andraste, e adesso vediamo cosa succede da questi nostri schiavi. Ok, mi sa che oh no, non vorrei che conquistassero questa città, qui non c'è proprio nessuno all'interno della città di Celtica, vediamo se possiamo muoverci immediatamente, questo esercito ancora deve rimanere qui vicino, vediamo se con questo nostro esercito principale possiamo muoverci fino a questa parte. Ok,
intanto qui vediamo di reclutare altri uomini, altre unità, ancora abbiamo tantissimi soldi, quindi vediamo di rimanere anche con i piedi per terra per quanto riguarda le nostre unità, un'altra unità di spadaccini, ok? Intanto qui come sta andando? Prendiamo la nostra Roxtia e vediamo di inviarla immediatamente verso l'esercito ribelle, esercito di Carnuti, mamma mia, quindi vediamo di stare attenti con i nostri Carnuti che potrebbero darci fastidio. Qui come sta andando l'ordine pubblico? Ancora sotto la norma, siamo in città, però proprio non si accingono a smettere. Vediamo invece qui cosa succede. A Tolosa sta andando abbastanza bene, a Nemossos l'ordine pubblico va per adesso alla grande, qui addirittura vi è una sorta di altare di Epona per l'ordine pubblico, però nell'Aquitania l'ordine pubblico va molto ma molto bene, quindi addirittura cercherei di convertire questa zona in qualche altra zona differente. Più avanti vedremo di creare qualcosa di diverso. Intanto voglio capire proprio qui nel sud della Spagna chi si sta fronteggiando contro chi. Allora, probabilmente vediamo un po', eccoli qua, i Getulli si stanno confrontando con i nostri grandi Vivisci, quindi i Vivisci per adesso non ci daranno problemi per mire espansionistiche, si getteranno verso sud e quindi ci lasceranno in pace per qualche anno. Comunque ragazzi, voi dovete essere grati a noi stessi che appunto vi abbiamo salvato, che appunto eravate proprio sul lastrico, stavate per essere distrutti. Ora guardate della grande città che avete, siete stati ovviamente limitati nella conquista, però adesso verso sud potete andare a conquistare tranquillamente. Perfetto, allora alleati militari ce li abbiamo, come al solito, benissimo. Adesso io direi ragazzi di passare il turno e vedere intanto cosa cercano di combinare questi schiavi, perché sono problemi questi, perché sicuramente tenteranno l'attacco della nostra cittadina di Cenabum, quindi vediamo quello che accade. Intanto una bella battaglia, siamo riusciti a strapparla, anche una bella vittoria, però vediamo adesso gli schiavi cosa intendono fare. Attenzione, ecco il Sherusci, Cimmeria, i Getuli, attenzione, eccoli, devono essere da queste parti, vicino ai Volsci, eccoli, attenzione, i Parti, attenzione anche la Persia, eccoli. Andiamo, ecco i Vivisci, verso sud se ne stanno andando loro, siamo tranquilli. Ok, agente in incognita scoperto, guerra dichiarata, chi ha dichiarato guerra? I Cantabri e i Getulli, come dire una sorta di rivoluzione della nostra Spagna nel sud. Ok, si sta creando sempre un esercito più forte da queste parti, dobbiamo stroncarlo sul nascere. Andiamo immediatamente e facciamo capire chi comanda a questo dannato esercito. Dove ve ne scappate ragazzi? Nel nord delle nostre montagne, sono ovviamente la nostra casa queste montagne. Eliminiamoli immediatamente, come dire qui c'è una sorta di generale antico, eccolo qui, il nostro grande Rudos che si è ribellato contro noi stessi, e per questo nella congiura appunto dei vincitori di Ubrauco cadrai amico mio proprio ai piedi dei nostri uomini. Vediamo di eliminarlo, attenzione, vai via, scendi nell'Ade amico mio, fate un bel viaggio di sola andata, grandi. Perfetto, ok, vediamo un po' quello che accade, un'ottima vittoria decisiva, abbiamo ottenuto anche un altro grado per il nostro generale, non era un esercito di grande conto, però ci ha ridotto i nostri uomini abbastanza male. Rendiamoli ancora più pacifici, vediamo un po', meno 20% all'occupazione straniera, questo ci interessa davvero tanto perché è la pace è ovviamente ciò che rende omaggio a tutti, quindi vediamo di selezionarlo, perfetto, e di procedere nuovamente verso il nostro centro di cittadino. Ok, vediamo nel nord cosa succede. A Camdolium, perfetto, stiamo per rinnovare tutte le nostre zone ovviamente agricole, potete vedere che adesso stiamo andando avanti con il nostro bilancio, quindi ragazzi la nostra situazione di conquista è davvero favorita da queste nuove posizioni economiche che abbiamo appunto posizionato nel nord della nostra Grande Britannia. Bene ragazzi, è passato qualche anno, vi voglio appunto far vedere una cosa. Sicuramente abbiamo eliminato l'esercito schiavista che avevamo appunto nel nord della nostra Cenabum, però ho notato che appunto ho costruito l'orefice appunto nella nostra città di Bibracte, dalla quale appunto volevo condurre l'esercito per la conquista al sud. Comunque è stato un piccolo errore di scambio nomico tra Bibracte e la nostra cittadina di Namnetum, quindi sicuramente adesso dobbiamo scegliere una nuova provincia per iniziare ovviamente la nostra nuova campagna di conquista. Allora, vedendo che appunto nel sud, a Tolosa, stiamo costruendo ovviamente l'altare di Andraste, io direi questa zona per adesso di non toccarla, perché l'ordine pubblico ci servirà anche per controllare la città di Massalia. Quindi dalla cittadina di Nemnos io avevo intenzione di condurre magari una nuova campagna militare, quindi andando a costruire qualcosa di più interessante, come per esempio la nostra grande fornace del bronzo appunto qui a Nemnos. Quindi intanto dobbiamo capire cosa sacrificare. All'Emonum vediamo intanto di costruire il nostro altare di Rosmerta, perfetto, per aumentare ancora di più l'ordine pubblico nel momento in cui il bosco di Epona, che appunto sarà ciò che andremo ad eliminare per adesso, vedremo un po' di sostituire questo stesso bosco di Epona con qualcosa di più interessante. Lo smantelleremo
creeremo, e nel prossimo turno creeremo la fornace del bronzo utile alla conquista della nostra nuova terra. Allora, intanto ragazzi, potrebbe essere un'ottima opportunità conquistare adesso i Massalia, perché appunto non ritroviamo quindi delle loro unità da queste parti, si saranno lanciati quindi alla conquista di qualche altra cosa, quindi dobbiamo affrettarci alla conquista di questa nuova città, che davvero sarà fantastica nel momento in cui entreremo qui all'interno. Intanto vi voglio far vedere che i nostri cari amici della cittadina appunto di Midelean, i Reti, ci hanno offerto un accordo, quindi un patto di non aggressione. Ovviamente l'ho rifiutato, comunque possiamo vedere che anche loro ci hanno nell'ottica di conquista, quindi sicuramente dobbiamo tenere gli occhi ben aperti per i prossimi anni. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!